A 90 anni dalla sua morte, avvenuta proprio il 26 giugno del 1933, è stata celebrata ieri, per iniziativa del presidente del CEPASA, Paolo Cilona, una cerimonia in ricordo del capitano inglese Alexander Hardcastle. Un evento voluto, come detto, da Paolo Cilona, che dal lontano 1984 porta avanti una forte diffusione dell'opera condotta ad Agrigento dal 1921 al 1933 dall'illustre mecenate che il noto archeologo Pirro Marconi definì persona colta e generosa. Al cimitero di Bonamorone una mattinata di grande rilievo sul piano culturale che ha visto la partecipazione di tanti esponenti delle istituzioni e dell'associazionismo locale, dal delegato del prefetto Filippo Romano, il dottore Sardo, all'emerito presidente della società Storia Patria Dallicardillo, il dirigente scolastico Curaba, la delegata dell'Ordine Nazionale Onorificenze Cavalleresche Tamigliote, il presidente del Parco Letterario Luigi Pirandello, Bernardo Barone e ancora la dirigente dell'Ufficio regionale del turismo Bonsignore, lo scrittore Enzo Di Natali, il consigliere nazionale delle Pro Loco d'Italia Filippo Vitello, studiosi e cultori dell'opera del capitano inglese. Un discorso appassionato e carico di valori, quello di Paolo Cilona, che ha anche auspicato una maggiore attenzione da parte del comune in difesa della tomba del capitano, che vede i muri perimetrali assai lesionati e che potrebbero diventare un pericolo per l'intera area circostante. È stato inoltre annunciato che per il 2025, che vede la città impegnata come capitale della cultura, ci sarà un convegno con relatori di livello europeo che avrà al centro la figura di Hardcastle e che vedrà la partecipazione dell'ambasciatore di Gran Bretagna a Roma. Sono intervenuti infine i poeti Stella Camilleri, Liliana Arrigo, Giuseppina Mira, che hanno declamato interessanti ed emozionanti liriche e composizioni in ricordo del mecenate.